Eccoci qua dunque, punto Dem, ben ritrovati amici. Con noi abbiamo Armando Zecchinon, Buonasera. consigliere regionale del Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia, e questo è uno spazio appunto curato dal gruppo consigliere regionale del Partito Democratico. Ecco, l'integrazione, Zecchinon, rappresenta uno dei temi sociali sul quale la Regione Friuli Venezia Giulia è intervenuta per normare situazioni a volte delicate e sotto l'occhio dell'opinione pubblica. Parliamo delle questioni dell'immigrazione, che hanno diversi profili e diversi modi di affrontare questioni e problematiche differenti. Quale percorso allora, chiedo a lei, ha seguito la maggioranza regionale? Sì, intanto grazie, perché è una domanda veramente opportuna, in quanto sappiamo benissimo come spesso l'opinione pubblica anche abbia dei riverberi un po' differenti rispetto a questo. Diciamo che di fronte ad una situazione che ci siamo trovati e dalla quale comunque dobbiamo un po' cercare di arrivare ad una soluzione, abbiamo fatto attraverso la legge 31 del 2015 una prima appunto iniziativa che possa in qualche modo prevedere delle norme per integrazione che naturalmente ha trovato in questa legge un supporto per quanto riguarda il problema appunto dell'integrazione. Diciamo che il quadro generale, la cornice è data dalle leggi nazionali, in particolare dalla Bossi-Fini e dalla Turco-Napolitano, però c'erano degli spazi che secondo noi potevano essere presi dalla Regione, che in qualche modo poteva diciamo, dare quella sicurezza, quella governabilità ad un fenomeno che purtroppo è in continuo aumento. Vediamo che anche in questi giorni gli arrivi continuano ad esserci. Però vorrei sottolineare alcuni punti fermi che abbiamo messo. Prima di tutto è chiaro che non possiamo accogliere tutti, e questo è un dato di fatto. Secondo punto è non un buonismo, che spesso viene considerato tale, ma soprattutto fare le cose seriamente. Un terzo punto importante è quello di non accettare nessuna forma di illegalità. Questo deve essere chiaro per tutti. E infine un potenziamento dell'organico delle forze di polizia. Sono anche diciamo, delle richieste che ha fatto la stessa Presidente quando ha mandato la lettera a Minniti, perché si è resa conto, eravamo sotto Natale, che la situazione poteva diventare ingovernabile ed era necessario quindi che anche il Ministro prendesse da parte del Governo nazionale delle precise indicazioni e ci desse delle precise appunto, possibilità di intervenire in modo razionale e soprattutto per non aumentare quel senso di disagio e di paura che spesso la gente ha. Che poi sono diciamo, i sintomi esatto, reali. che ogni giorno noi siamo appunto di fronte a questo. Sull'articolato, solo due parole, dicevo sull'articolato della legge due punti. L'accoglienza diffusa, che naturalmente è diventata un po' il leitmotiv di questo periodo, e soprattutto l'aspetto dei minori non accompagnati, che è un problema grosso in quanto sono un anello debole di una catena che già di per sé è debole. Ricadere sul sindaco del comune dove arrivano e deve essere il comune che diventa tutto dei minorenni. E qui è un problema, ma grosso. qui se avremo occasione anche di sentirci in seguito, ho predisposto un disegno di legge che proprio riguarda i minori non accompagnati, in particolare la scomparsa di tanti di loro che non si sa dove vanno. E lì mi impegno, insomma, sto impegnandomi a fare una legge di questo tipo. L'Unione Europea per Zecchinon ha riconosciuto di fatto la validità di questa legge. Mi chiedo, lo ha fatto a parole o... Purtroppo possiamo dire che l'ha fatto a parole, nel senso che non c'è stato veramente un riflesso anche nel nostro territorio. Pensiamo soltanto a Dublino 3, per esempio, che prevedeva una ridistribuzione delle quote. In realtà questo non sta avvenendo. Naturalmente i paesi più esposti, come l'Italia e la Grecia, parliamo anche di quella, sono dei paesi nei quali arrivano questi flussi che naturalmente ci danno dei problemi. Non solo, noi come Friuli Venezia Giulia dobbiamo pensare anche al fatto che abbiamo anche il corridoio balcanico, che spesso e volentieri appunto ci dà delle difficoltà perché arrivano anche da quella parte, prendono il treno a Treviso, poi li troviamo a Udine, a Pordenone e così via. Senta, è tornato alla ribalta l'argomento CIE, sì, sia a livello nazionale che a livello nazionale e regionale. Si è ventilato un mini CIE ed è scoppiata nuovamente la polemica anche in Consiglio regionale, diciamocelo. Sì. E qual è la posizione del gruppo del Partito Democratico
E quali sono, e questa è la domanda, insomma, le garanzie Sì. per i cittadini? Ecco, guardi, il Consiglio regionale si è espresso, e il gruppo di maggioranza in particolare, per il no al CIE. L'esperienza che abbiamo avuto precedentemente ci ha fatto capire che non è una soluzione giusta. Possiamo dire che è un'esperienza fallita perché io che l'ho visitato personalmente mi rendo conto come veramente fosse una situazione ingovernabile al di là di quello e sappiamo, Era esplosiva. ecco, è esplosiva. Quindi io credo che veramente questo non possa tranquillizzare le persone, ma io credo che veramente se, come sembra, dovessero istituire un nuovo CIE, al quale, ripeto, noi abbiamo detto di no, ma tutti quanti convintamente, se dovesse rientrare io spero che soprattutto ci sia la possibilità di tenere il minimo possibile sta gente all'interno, perché questi hanno già superato le commissioni, quindi sono gente che devono essere rimpatriata. Se questo succede fra 2, 3, 4 giorni, una settimana, è forse anche accettabile. Se dovessimo andare al di là di quello diventa veramente un problema. Aiutiamoli a casa loro. Come risponde a questo slogan? Ecco, io sarei veramente, posso sottoscriverlo, nel senso che credo che sia una delle iniziative che possono veramente portare ad una soluzione del problema. Ma bisogna che ci sia veramente una concretezza in quello che si va dicendo. Io mi riferisco per esempio agli obiettivi del millennio, quelli del 2000-2015, quando l'ONU aveva organizzato un percorso che in qualche modo doveva portare al superamento della povertà, delle malattie, eccetera. Purtroppo, e qui diamo la colpa anche alla crisi che all'interno di questi 15 anni è subentrata, non abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare. Di conseguenza, sì, io sono convinto che vanno aiutati a casa loro soltanto se veramente noi popoli occidentali, chiamiamoci così, siamo capaci in qualche modo di concretizzare quello che abbiamo promesso. Purtroppo spesso e volentieri queste promesse sono state disattese e questo senz'altro è un problema. Per chiudere, prima i nostri, anche questo abbiamo... Sì, anche questo è uno slogan, ecco qui posso sottoscriverlo un pochino di meno questo slogan perché credo che non dobbiamo farci una guerra fra poveri, in definitiva io credo che la persona di per sé che sia originaria nostra, che sia da un'altra parte del mondo è comunque una persona e come tale va salvaguardata. Ha una dignità la persona che nasce qui come chi nasce in un altro posto. Ecco, io vorrei dire questo, non è che noi personalmente abbiamo un merito per essere nati qui ed ora. Probabilmente questa gente si è trovata in una situazione di questo tipo e naturalmente questo è veramente diventato un problema. Vorrei solo ricordare per terminare che dobbiamo comunque pensare che ci sono dei flussi che vanno veramente considerati. Per esempio per le quote lavoro anche le regioni, proprio la Lombardia e la Liguria, cercano in qualche modo di creare delle quote che in qualche modo possano andare a lavorare lì dove c'è bisogno, perché veramente abbiamo letto anche questi giorni il fatto del calo della popolazione residente e il fatto che non siamo capaci più di fare figli diventa veramente un problema per la sostenibilità stessa delle casse dello Stato e delle pensioni che in qualche modo devono essere pagate. Armando Zecchinon, consigliere regionale del Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia, noi lo ringraziamo, ha toccato punti che toccheremo anche in altre occasioni. Una cosa è certa, come ha sottolineato la stessa governatrice del Friuli Venezia Giulia, noi non possiamo accogliere tutti e soprattutto la legalità al primo posto. E questo lo ha riconfermato questa sera davanti alle nostre telecamere Armando Zecchinon. Grazie a lui e grazie a voi che ci avete seguito. Grazie a voi tutti. La sigla.